L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso un'istruttoria nei confronti di Poste Italiane, sanzionandola di 1.400.000 euro in riferimento alla sua attività di gestione dei buoni fruttiferi postali. Secondo l'antitrust, Poste ha omesso e formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione dei titoli. Ora, i buoni postali sappiamo tutti che hanno una scadenza prescrizionale di 10 anni da dopo la scadenza sua è scritta nel titolo e normalmente non esisteva un avviso preciso. Adesso l'antitrust è intervenuto imponendo alle poste l'obbligo di avvisare prima della scadenza. Noi abbiamo avuto tante richieste di persone, anche persone anziane, che avevano investito 4 soldi in questi titoli e purtroppo una volta prescritti non abbiamo potuto far niente. Alla luce di tutto ciò, quali sono le indicazioni utili per chi si trovasse in possesso di buoni fruttiferi postali scaduti o vicini alla scadenza? Se per caso qualcuno si accorge solo ora di aver avuto il titolo prescritto, magari per problemi che ha avuto familiari, per la morte di un congiunto, eccetera, che non sono stati in grado di incassare il titolo per tempo, adesso con questa disposizione data dall'antitrust abbiamo la possibilità di richiedere alle poste se hanno adottato una qualche informazione nei confronti dell'utente prima che scadesse il titolo. Se questo non è avvenuto, avremo una buona possibilità di poter riprenderci i soldi.